Prelievi del DNA su nuove persone, forse addirittura una quindicina. Sarà probabilmente questo il tema centrale della prossima udienza del caso Una Bomber, fissata per lunedì 18 marzo davanti al GIP del Tribunale di Trieste. Il caso fu riaperto proprio un anno fa dal procuratore capo del Foro Giuliano Antonio De Nicolo, disponendo un nuovo incidente probatorio sulle esplosioni del nord-est italiano avvenute fra il 1994 e il 2007. Un capitolo bis scaturito dalle indagini del giornalista Marco Maisano sui 10 reperti dell'epoca e dalle richieste di due delle vittime del bombarolo, Francesca Girardi e Greta Momesso. Oltre alle 11 persone già finite sul registro degli indagati e professatesi estranee ai fatti, ora, 12 mesi dopo, potrebbe essere necessario eseguire il prelievo del DNA su una quindicina di altri sospettati dell'epoca, persone che furono scartate dagli inquirenti dalla cerchia dei possibili indagati nel corso della prima indagine, di cui ora il colonnello Gianpietro Lago e l'antropologa forense Elena Pilli dell'Università di Firenze, nota per aver lavorato al caso di Yara Gambirasio, vorrebbero dei riscontri molecolari per eventuali comparazioni con i reperti. I periti dunque potrebbero essere incaricati di questo lunedì. Resta da capire se si tratti solo di una precauzione per evitare di lasciare intentata qualsiasi pista o se gli esperti abbiano già trovato degli elementi nuovi che valgono la pena di essere confrontati con il DNA di queste persone. La chiave rispetto a qualsiasi decisione è però la lotta contro il tempo, perché sono già caduti in prescrizione 24 dei 29 attentati e restano risarcibili solo 6 vittime dei reati, a patto che il procedimento si chiuda entro il 2026.